devo dire che c'è una coincidenza fortunata perché abbiamo i nostri ospiti di questa sera, innanzitutto con un libro nuovo che è appena uscito e di cui chiaramente parleremo nel corso della serata, e poi perché è un momento in cui sta succedendo davvero di tutto e quindi abbiamo un'attualità estremamente interessante di cui parlare. Quindi non rubo altro tempo, invito i nostri ospiti. È Tristina Di Nascita, ha lavorato per Rai e La 7, è stata reporter e oggi giornalista di Mediaset e curatrice di Quarta Repubblica. È Vixia Portel. Sì, benissimo. È il vice direttore del giornale e conduttore di Quarta Repubblica. Abbiamo con noi Nicola Porro. Io vi ringrazio di aver accettato il nostro invito, lascio a voi la parola e a tutti voi auguro buon ascolto. Grazie. Eccoli qua. Buonasera, grazie Mario. Buonasera a tutti. E grazie agli amici di Eureka per questo graditissimo invito. Facciamo subito una premessa, Nicola, perché ci hanno detto il confronto fra due idee tanto diverse. Insomma, premettiamo che io e Nicola la pensiamo in modo abbastanza simile su molti argomenti, quindi non ci sarà proprio uno scontro all'ultimo sangue questa sera. Però cercheremo di raccontare, di fare un viaggio attraverso quelli che sono un po' i tabù, i dogmi, come dice appunto il titolo della serata, di questo nostro tempo, e per capire magari come si possono in qualche modo forse provare a scardinare e ad affrontare con l'occhio della libertà, che è una parola molto complessa, abusata, che non si capisce mai se va di moda o meno, che però a noi piace veramente tanto. Adesso lascio la parola a Nicola, però vorrei partire in realtà proprio da una cosa che è successa di fatto in queste ore in Europa, prima ancora del voto, di una nuova legge che si chiama ripristino della natura. E adesso so che adesso lo faccio arrabbiare subito, così partiamo frizzantini, perché è successa una cosa molto strana che, a dispetto di quella che potrebbe essere in modo evidente la volontà popolare che si è espressa attraverso il voto, dai palazzi di Bruxelles in realtà oggi è arrivata una decisione abbastanza sorprendente, che almeno io devo dire la verità non mi aspettavo. Quando l'ho vista sono rimasta molto colpita. A te che sensazione ha fatto e che è successo? Intanto conosce talmente bene i nostri stili, perché Vixia ha lavorato per tanti anni ed era veramente l'artefice del programma, più lontano da quello che volevo fare io, perché lavorava, si può dire, no? Del tuo passato, certo. Non puoi negarlo. No, si può dire, è pubblico. Era la grande autrice e metteva in scena il programma di Floris, anche in Rai? Però facevo l'inviata in Rai. Vabbè, faceva l'inviata in Rai e poi arriva da noi e anch'io arrivo proprio con lei lì, mi sembra, per fare Quarta Repubblica, quindi ci siamo trovati su questo principio della libertà e del raccontare le cose secondo un angolo un po' diverso rispetto a quello che fanno, pur venendo da un posto che secondo me diceva invece l'angolo c'era sempre uguale, e mi sono trovato bene con lei perché oltre che una straordinaria professionista potrebbe lavorare anche per il Ku Klux Klan, secondo me, perché nonostante le sue idee, o anche per, non so, il partito leninista che si riforma in Bulgaria, lo prendo come un complimento. Beh, è un complimento,
momento i professionisti lavorano per tutti quanti quelli che, ovviamente oltre un certo limite magari non ci arrivi, però insomma con te è stata una grandissima sfida, perché abbiamo raccontato in maniera un po' diversa e con sfumature un po' diverse le cose che se no io me le raccontavo da solo con i miei 4 amichetti al bar, e invece con lei è stata veramente un passo avanti su questo. Questo lo dico pubblicamente perché in realtà una sfida c'è sempre nel parlare con un'altra persona, perché non siamo tutti quanti uguali, però lei sa perfettamente alcune cose che toccano le mie corde e lo fa apposta anche in trasmissione. Quando lei vuole dare un po' una botta di ascolto in televisione, improvvisamente arrivano degli argomenti che sa che mi fanno venire il sangue al cervello, e quello della rinaturazione è una cosa incredibile. Allora, io sono figlio di agricoltori, mio fratello fa l'agricoltore, noi abbiamo un'azienda agricola e veniamo proprio dalla campagna, quindi quando mi fanno degli insulti sui social, braccia tolte all'agricoltura o alla terra, pensano di farmi un insulto, ma dicono una verità. Io avrei dovuto fare quello nella vita, come fa mio fratello che lavora sulla terra come tutti gli agricoltori. E quando io penso che ci sono delle persone a Bruxelles che hanno questa idea straordinaria dell'agricoltura, no? Con una bella masseria nel sud in cui c'è la piscina, ti fai il bagnetto e pensi che quella sia la vita di quelli che stanno in campagna, la vita agreste in campagna, questi non hanno capito assolutamente nulla, non sanno che cosa e quanto è importante la terra per un agricoltore, e non sanno che cosa vuol dire la natura per un agricoltore, e senza gli agricoltori, lo dico, magari forse ce n'è qualcuno qua, non lo so, però non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire fare quel mestiere e di come quel mestiere sia la vera tutela della nostra agricoltura, come le case sono tutelate dai padroni di casa, come o anche dagli affittuari, però la proprietà della terra fa sì che quella terra, soprattutto per chi ce l'ha da molti anni, è l'unico tuo patrimonio, e tu piangi, vivi, ridi, sorridi, puoi arricchirti poco in agricoltura solo se quella cosa la preservi. Quando penso che ci sono delle persone che a Bruxelles si sono messi intorno a un tavolo e hanno detto come rinaturiamo i nostri paesi partendo dal nord al sud, quindi con nature completamente diverse, stili di vita completamente diversi, ho capito che non c'è nulla se non di ideologico in quello che stanno facendo, e c'è soltanto il pregiudizio che qualcuno sappia meglio di noi che come e dove dobbiamo comportarci a casa nostra. Questa è la cosa più insopportabile. Nella rinaturazione hanno previsto che si debbano piantare in Europa 3 miliardi di alberi. Io ho scritto questo libro che si chiama La grande bugia verde. La più grande bugia verde, sapete qual è? Una delle più grandi bugie verde, ma non fidatevi di me, andate a cercare le informazioni che vi sto dando anche su fonti scientifiche, andate su Google, guardatevi i lavori. In Italia noi abbiamo censiti gli alberi, cioè noi sappiamo quant'è il nostro patrimonio forestale. Il nostro patrimonio forestale non è mai stato così alto come quest'anno, cioè noi abbiamo il numero di alberi che non abbiamo mai avuto dal 1880, mi sembra che ci sia il registro delle foreste in Italia, come quest'anno. Quindi il problema qui non è piantare, come fanno nella mia Milano, l'alberetto sfigato all'interno del centro per poter dire alle signore che c'è l'alberetto dove mandano i loro cagnolini a far pipì. Non è questo il problema. Il problema è che noi abbiamo un problema perché gli agricoltori hanno smesso di coltivare le loro terre, le terre non coltivate vengono ovviamente riprese dalla natura, come quegli imbecilli che mi raccontavano quanto erano belle le città durante il Covid, in cui noi eravamo tutti quanti privati della nostra libertà e la natura si era riappropriata della città. La natura non si è riappropriata della città, i politici sono appropriati della nostra libertà, non abbiamo potuto vivere nelle nostre città, non siamo potuti uscire nelle nostre città, i cinghiali a Roma si sono appropriati della città, e questa è la differenza tra un Occidente progredito che ha fatto la rivoluzione francese, che ha fatto le grandi città, ha fatto i grandi monumenti, e un mondo medievale in cui si pensa che sia bello che la natura si riappropri. Questo vuol dire che si odia la natura? È esattamente il contrario. La natura è una cosa straordinaria, stupenda, ma pensare che dei burocrati decidano di piantare gli alberi, di rimettere le paludi dove c'erano prima le paludi, di non poter mettere all'interno dei fiumi gli argini, quindi loro che cosa ci stanno dicendo? Loro ci sostengono che il mondo sta finendo. Oggi il Corriere della Sera ci ha spiegato che il mondo sta finendo e che l'Italia è sull'orlo di un precipizio. Questo è scritto oggi sul Corriere della Sera. Nel frattempo, mentre tu spieghi che l'Italia è sull'orlo del precipizio e quindi dovete avere l'auto elettrica 35-40.000 euro con un box e con colonnine che non ci sono, legittimo per un ricco, un po' più complicato per chi quei quattrini non ce l'ha, mentre vi dicono che voi dovete avere l'auto elettrica, che dovete contribuire al salvataggio del pianeta, stando noi oggi sul precipizio, mi dovete spiegare una cosa, me lo devono spiegare loro, noi attraverso quali strumenti potremo evitare che il
Seveso, che sono 50 anni che a Milano esonda, e smetta di esondare? Attraverso quali strumenti noi dobbiamo riprenderci l'acqua che cade dal cielo e che arriva a terra, e che siamo il paese che riesce a conservarla a meno degli altri, se non facendo delle infrastrutture? È ipocrisia allo stato puro. Io pensavo inizialmente che ci fosse un disegno politico, poi ho capito una cosa che mi ha spiegato Carlo Maria Cipolla, che è un grandissimo economista, che ha scritto il libro che vale la pena prendere, molto più del mio, cioè La stupidità degli uomini. In realtà il problema non è ideologico, e non è solo ideologico, perché una persona che ha un'idea diversa da tua, io la vedo spesso in televisione quando noi ci confrontiamo, io davanti a me in televisione ho due categorie di persone che Vixia decide di far arrivare in televisione. Uno è quello che ideologicamente la pensa diversamente da me, non c'è problema, e qualche volta c'è il cretino. Col cretino non c'è nulla da fare, ma non c'è nulla da fare, non c'è un dialogo, perché con quello che la pensa diversamente da te è favoloso il confronto ed è anche arricchente. Col cretino non c'è nulla da fare, e ovviamente non è che c'è, Vixia non c'ha purtroppo una specie di curriculum vitae per cui sa chi sono i cretini dagli ideologici, anche perché Cipolla ha spiegato questa cosa straordinaria, che la percentuale dei cretini, ma l'ha scritto, è un libro famosissimo che vi consiglio di leggere, la percentuale dei cretini è indipendente dalla classe sociale e dal lavoro che si fa. Quindi lui dice, se noi abbiamo stabilito che in Italia c'è un 3% di cretini, adesso vi sembra un discorso sciocco quello che faccio, questo è il più grande economista italiano, storico dell'economia, e lui dice, se in Italia c'è il 3% dei cretini, si tende a pensare che il 3% sia, non so, tu hai pregiudizi, le classi sociali più deboli, i miei amici contadini, gli impiegati? No, avete sbagliato, il 3% è orizzontale, 3% di politici cretini, 3% di imprenditori cretini, 3% di professori universitari cretini, 6% di magistrati cretini, 3% di... cioè la percentuale è orizzontale per tutti, 94 poi sono molto bravi, dico per quello, perché ci sarà un magistrato che mi deve querelare, però quello che sta qua mi sta simpatico già di per sé, perché viene qua. Allora, senti Nicola, aspetta, facciamo un passo indietro, perché allora, dogma e libertà. Tu hai scritto questo libro, La grande bugia verde, e hai affrontato forse uno veramente dei più grandi dogmi di questo nostro momento storico, quello di quello che tu chiami la religione, il dogmatismo green, che quindi non è soltanto l'ideologia, ma ha fatto un passo avanti, è diventato un dogma, come nel Medioevo, no? C'erano i dogmi religiosi e chi in qualche modo si contrapponeva al dogma, oppure anche solo semplicemente osava metterlo in discussione, pensare al contenuto del dogma, magari interpretarlo in un modo un pochettino differente, chi era? Era l'eretico, che adesso insomma, nel 2024 si chiama negazionista. Nel Medioevo veniva messo a rogo, a noi per fortuna diciamo va un pochettino meglio, dai, la possiamo dire. Però in qualche modo in questo libro tu hai deciso di smontare alcuni capisaldi di questo dogmatismo verde. Intanto se ci racconti come ti è nata l'idea, perché è un libro interessante per due punti di vista. Uno di merito, perché appunto l'uomo sta distruggendo il pianeta, stiamo per morire, questa è l'ultima generazione, poi moriremo tutti, è colpa nostra se cambiano le temperature durante l'estate, eccetera, eccetera. Quindi leggendo questo libro si capisce un po' meglio nel merito. E l'altro, che forse questa sera è ancora più interessante, ci permette anche di fare un salto sui temi politici che stiamo vedendo proprio in queste ore, è una questione di metodo. Cioè di fronte a un atteggiamento che ci impedisce di porci le domande, di dire che cosa sta succedendo, lo vediamo anche nel nostro mestiere di giornalisti, a volte non riusciamo a raccontare la realtà perché la raccontiamo con degli occhiali specchiati, con degli occhiali filtrati, e quindi magari vediamo che una trasmissione lo stesso tema lo racconta in un modo e l'altra in un modo diametralmente opposto, no? Allora, raccontaci un po' dall'inizio, come è partita l'idea di questo libro e quali sono, se dovessi dire uno dei dogmi verdi che un po' più ti ha fatto arrabbiare. Ma intanto il libro parte per quella cosa che dicevi tu e che hai colto, perché Vixia l'ha effettivamente letto in tempi non sospetti il libro. Partiamo un po' da prima, cioè la cultura liberale da cui io provengo, anche se qualcuno mi prende in giro sempre per questa cosa di cui mi riempio la bocca, ma tutti si riempiono la bocca della cultura liberale. La prima cosa che tu
di cui tu ti rendi conto è che la cultura liberale organizzata aveva in Italia prefissi da cabina telefonica, 3, 4, 5%. È sempre stata una cultura molto poco rappresentata dalle organizzazioni politiche, perché il liberale in realtà non ha un testo. Cioè io quando da ragazzino voglio diventare liberale non è che mi leggo i sacri testi del liberalismo, non mi leggo il manifesto di Marx, non mi leggo i grandi testi, diciamo, dei sacerdoti democristiani che hanno iniziato dopo la guerra a spiegarci l'importanza del Partito Popolare. C'è una varietà incredibile di autori liberali, perché l'approccio liberale, che è quello proprio che considero fondamentale nella politica, è un approccio metodologico, non è un approccio ideologico. Io non sono convinto di una soluzione al 100%. L'approccio liberale è pragmatico. Come risolviamo un problema? Siamo sicuri di avere ragione qua e ora per questo momento? E capite che è molto complicato, perché non dai una soluzione semplice. Io tendo a dare soluzioni semplici quando sono in televisione perché mi obbliga Vixia, ma l'atteggiamento che dovrebbe avere un politico è quello di avere degli approcci pragmatici e metodologici rispetto alla soluzione dei problemi. Vi faccio un esempio tra tutti che sicuramente vi è chiaro, perché è uno di quegli strumenti, secondo me, che voi non vi aspettate che un liberale possa dire. Il reddito di cittadinanza, che io detesto e che ho contestato in tutti i modi, è l'attribuzione di un reddito a persone che non ce la fanno, non ce l'hanno fatta. L'idea di un reddito di cittadinanza nasce da un grande liberale, il più grande dei liberali, che ha fatto anche l'assistente di Pinochet. Voi potete capire come lo vengono considerato dai sinistri questo qua, che si chiama Milton Friedman, che inventò l'imposta negativa sul reddito, cioè sosteneva, con un meccanismo completamente diverso rispetto a quello fatto in Italia, che comunque le persone più fragili bisognava aiutarle attraverso un sistema appunto reddituale. Allora qual è il problema? Se tu non hai un approccio metodologico, cioè come facciamo funzionare meglio la difesa del più debole, ma hai un approccio ideologico, tu commetti un errore e da quell'errore non esci mai. Se hai un approccio metodologico, aiutiamo i più deboli nella misura migliore pragmaticamente perché può aiutare i più deboli, quello è un approccio secondo me liberale. Quindi la cosa che è più lontana da me, che è il reddito di cittadinanza, perché ha avuto degli effetti mostruosi dal mio punto di vista pragmaticamente e diciamo in maniera consuntiva, in realtà nasce da un'idea molto legittimata dallo stesso metodo liberale. Quindi perché nasce questo libro? Perché quando io vedo che il mio vicino di casa o il mio sindaco o il mio politico dice in continuazione, come se fosse un mantra, sempre la stessa cosa sul riscaldamento climatico, che diventa la causa di tutti quanti i mali e motivo di deresponsabilizzazione del sindaco, del politico, perché non è una battuta, quello che il mio sindaco di Milano, un manager importante come Beppe Sala, ha detto, cioè che le buche di Milano sono e derivano dal riscaldamento climatico, è una cosa che ci fa ridere, ma è figlia di un grande pensiero. Il fatto che noi abbiamo delle esondazioni o abbiamo delle alluvioni dove muoiono delle persone ed è figlio del riscaldamento climatico vi prende già un po' più seriamente, già un po' ci credete di più. Ecco, quando vedi che tutto il mondo parla di questa roba, io ho cercato di fare una cosa molto semplice. Ho detto, ma scusatemi, ma c'è qualcuno che questa cosa qui la sta mettendo in discussione? E mi si è aperto un mondo. Ma non avete idea, io nel libro cito 10 scienziati che contestano con dati, c'è una bibliografia che è una rottura di balle mostruosa, ma l'ho messa apposta perché siccome voglio che la gente non si debba fidare necessariamente di quello che dico, andatevela a leggere. Io parto dicendo la cultura del dubbio che voi avete. Se tu vai a comprarti una macchina dal concessionario, gli poni 100 domande e stai spendendo un sacco, 10, 15, 20.000 euro. Se tu vai dal tuo promotore finanziario, cerchi di capire come investi i tuoi soldi e stai investendo il tuo risparmio. Perché non ti devi porre dei problemi sull'attività politica che ha maggiore incidenza sulla nostra vita quotidiana? Non potete entrare nei centri se non avete la macchina giusta, non potete fare più certi lavori se non come lo dicono voi, dovete cambiare le vostre case perché se no non hai la patentino per poter energetico. Cioè tutta la nostra vita è uniformata a questa grandissima rivoluzione verde, anche sacrosanta, ma io devo avere il tappo che non posso togliere dalla bottiglia di plastica. Non c'è un vostro atteggiamento quotidiano che non derivi da questo dogma, e allora informiamoci quanto è sano e vero quello che dicono. Quando ho aperto questa mi sono accorto,
Franco Prodi, che non è certo un fascistone del governo Meloni, dice non c'è riscaldamento climatico. Rubbia, che ha preso un Nobel, non c'è riscaldamento climatico. Closer, premio Nobel per la fisica, non c'è riscaldamento climatico, neanche io riesco a dirlo in pubblico, non c'è riscaldamento climatico. Loro contestano pure l'aumento delle temperature, nel libro non si contesta l'aumento delle temperature. L'ex ministro per il clima di Clinton, non c'è riscaldamento climatico. Io non so se hanno ragione loro, Vixia, io non so. Io vi dico soltanto, leggete il loro punto di vista. Però una cosa lo so, quando tutti quanti in televisione, poi è troppo lungo, non riesco a dirglielo, ti dicono ma il 98% degli scienziati pensa questa cosa, io vi dico come funziona il 98% degli scienziati, è scritto. Cioè non è una cosa che mi sono inventato, sono andato a vedere, ma se il 98% degli scienziati dicono una cosa, partiamo da un presupposto, anche il 98% degli scienziati, e non ridete, la pensavano diversamente da Galileo. Questo non voleva dire che Galileo avesse torto, perché la scienza è quella roba lì, la scienza nasce con Galileo e nasce in maniera straordinaria con Galileo, non per quello che ha scoperto Galileo, che non ha cambiato ai suoi contemporanei, ma quello che lui ha intuito nella testa. Qual è la differenza tra la scienza e la religione? È che la scienza non è dogmatica. La più grande invenzione di Galileo è stata la sua condanna, non quello che lui ha scoperto. Quando condannano Galileo e si scopre che Galileo in realtà ha ragione, l'umanità ha capito che la scienza è una roba diversa rispetto all'ideologia. Il 98% degli scienziati, quindi, anche se fosse, non toglierebbe le ragioni di quel 2%, ma non è. Perché ne ho trovati troppi. Il 98%, e poi finisco di parlare di questa cosa, però mi appassiona, lo capite, è una di quelle cose che se non in una piazza non so, cioè a mia moglie glielo dico che non ce la fa più. Il 98% degli scienziati nasce da due professori, un professore e la sua assistente, che lavorano in una università, diciamo, di serie B, questo non toglie poco, che sia di serie B o di serie A, che pubblicano in una rivista di serie B, anche questo toglie poco di serie A o serie B, la seguente ricerca. Loro individuano gli scienziati mondiali che si occupano più o meno di clima, mi sembra che nel libro c'è scritto, sono 35-37 mila, mandano a questi scienziati un questionario, tutti gli scienziati del mondo, dalla Cina all'Asia, tutti gli scienziati, 37.000, ricevono 2.500 risposte su 33.000. Di queste, e quindi il 10% di tutti quanti gli scienziati rispondono a questo questionario, perché non arriva proprio dai più bravi scienziati riconosciuti. Questi 10% rispondono, poi vi dico le domande, e loro di questi 2.000, 3.000 che rispondono, prendono e scelgono 77 scienziati. Quindi 77 scienziati sono il cluster, il gruppo di persone da cui nasce il 98%. Se io utilizzassi insieme a Vixia lo stesso strumento per gli ascolti televisivi che noi facciamo, si chiama Auditel, io avrei il 50% di ascolti. Cioè è un campione statistico che vale 0. Possiamo pensare. Sì, potremmo pensarci. Però prendono questi 77 scienziati, ma vi do buoni anche i 77 scienziati, ma ve la do buona pure questo, vi do buono che siano dei professori non così rinomati in questo campo, vi do per buono che sia pubblicato in una rivista di serie B, vi do per buono pure che siano solo 77 su 33.000 che sono gli scienziati. Allora questi 77 scienziati che cosa gli avevano chiesto? Prima domanda, secondo voi c'è stato un aumento delle temperature rispetto al periodo pre-industriale? E il 98% ha detto sì. E questa domanda è una domanda talmente generica alla quale anche forse io avrei potuto rispondere forse sì, non lo so, loro ne hanno forse più contezza, ma la seconda domanda è ancora peggiore, che è la cosa fondamentale. Secondo voi in questo aumento della temperatura vi è anche un contributo dell'uomo? E loro hanno risposto per il 98% sì. Allora, il contributo dell'uomo non è detto che sia al 99%, al 90%, all'80% o al 5%. Voi capite che su questa follia io mi devo trovare in televisione la mia attivista verde che dice il 98% degli scienziati, io che gli devo spiegare 33.000, 2.500, 77, il doppio questionario, cioè è difficile spiegargliela questa cosa. Questo non toglie che anche se fosse il 98% Vixia io la discuterei questa cosa, ma quante volte, cioè io non voglio fare
il cretino che sta contromano in autostrada e dice guarda quegli scemi che hanno sbagliato strada. Però vi voglio dire una cosa, che sulla scienza si ragiona così, perché se no la scienza non fa passi avanti. Quando Fagin, un italiano, nel 71 si inventò il microprocessore, fece una cosa che il 99% delle persone non voleva fare, andava contromano. Dal 71 ad oggi il microprocessore è diventato l'anima di questa serata. Senza il microprocessore non avreste il cellulare, non avreste niente, e lui pensava esattamente al contrario. Quindi io sono convinto che il tema del verde è diventato sì una religione, ma soprattutto, come ai tempi di Galilei, deve essere per noi un insegnamento. Siate tutti ambientalisti, siate tutti per la decarbonizzazione, ma diavolo, ponetevi un dubbio, leggete altre cose. Concludo, Copernicus, che è quello che si occupa della temperatura in Europa, e anche questo, non vi fidate di me. Sul Corriere della Sera di una settimana fa, Copernicus dice che in Italia le cose stanno andando male e che l'aumento della temperatura rispetto all'epoca preindustriale, e anche questa poi è una cosa favolosa, perché io vado al mio professore di economia, dimmi l'anno in cui c'è l'epoca preindustriale, e quello mi dice, mettiamoci d'accordo, ma comunque rispetto all'epoca preindustriale la temperatura è salita in Europa di 1,4 gradi. Sapete che i vincoli sono 1,5 gradi, no? Di aumento della temperatura. Giuro, vi giuro, vi do la mia parola, che Copernicus, citato dal Corriere della Sera una settimana fa, ci ha detto, attenzione, perché siamo all'1,47, ma a luglio del 2033 saremo all'1,51, a luglio del 2033. Io vorrei prendere quello scienziato e vorrei dire, ma perché luglio? Cioè tu sei così sicuro che a luglio del 2033 abbiamo fatto 0,3 gradi in più rispetto a oggi? È una gigantesca presunzione dell'uomo di poter pensare di governare una cosa che noi possiamo sì governare, ma nelle cose concrete che ci stanno vicino. Noi abbiamo una presunzione di governare il clima, ma non abbiamo una presunzione di governare i nostri fiumi perché li dobbiamo rinaturalizzare. Noi abbiamo una presunzione di governare l'aumento della temperatura, e il libro vi spiega perché non lo possiamo fare, e abbiamo anche la presunzione di governare i vostri comportamenti quando c'è un virus, come si faceva nel Medioevo, cioè mettendovi nei ghetti, né più né meno la cosa più antiscientifica che ci sia, ma forse efficace, ma non abbiamo la presunzione di pensare che noi uomini potremmo essere, come diceva Taleb, che ha scritto un libro bellissimo, antifragili. Qualcosa avverrà, cercate di essere il meno fragili possibili quando qualcosa avviene, è quello che dovresti fare. Cioè noi siamo in un mondo e siamo talmente fragili in questo mondo, concludo, giuro, un vulcano che non conoscete, che si chiama Wanatubu, ha eruttato, è successo un casino nei modelli climatologici perché ha diminuito dello 0,4% le temperature mondiali. Un vulcano, uno. Mi direte che anche quello, l'eruzione di un vulcano, è colpa del riscaldamento climatico? Quel vulcano ha comportato che i modelli macroeconomici, i modelli climatologici fossero rivisti, perché non potevano ovviamente tenere in considerazione il vulcano. Facciamo le corna, speriamo che non succeda nulla in Italia con quel vulcano che abbiamo in Italia, che il problema non è se, ma quando veramente farà quello che deve fare, quel vulcano lì comporterà, perché i vulcani cosa fanno? Tirano fuori, hanno un grandissimo effetto ovviamente sull'atmosfera, e questo effetto è veramente globale, non come il vostro inquinamento, ma è mostruoso. Allora, noi saltiamo un po' di palo in frasca, anche perché ci parliamo sempre lavorando, e quindi non abbiamo mai occasione di chiacchierare un po'. Quello che tu dicevi, no? La scienza, Galileo, la religione, in realtà un po' è la grande avventura del pensiero europeo, che da sempre funziona così. Uno si pone delle domande e piano piano, un colpo a cerchio, un colpo alla botte, cerca di trovare una risposta, facendo tesoro degli errori. Uno potrebbe dire sì, è il metodo scientifico, ma io dico è il linguaggio della filosofia, no? Che è il grande linguaggio dell'Europa. In tutto questo percorso, quello che colpisce, quello che dicevi tu prima, facendo riferimento per esempio al virus, è che noi stiamo in questo momento un po' subendo e un po' parlando il linguaggio della paura, che ci permette, ci impedisce di fare le domande, ci impedisce di porci dei dubbi, e vabbè, poi anche per pigrizia probabilmente, perché anche per farsi le domande e porsi dei dubbi serve studiare, farsi un mazzo così, e quindi è molto più semplice. Vi voglio fare degli esempi di alcuni titoli che tu riporti, ve li voglio leggere, perché quello che
che mi colpisce e mi preoccupa tanto del momento in cui stiamo vivendo è che le persone vengono, e poi parleremo del nostro ruolo di giornalisti, spaventate, terrorizzate, e quando una persona è terrorizzata fa effettivamente fatica ad agire, fa effettivamente fatica ad essere lucido e a porsi delle domande serie. Allora, un titolo di Repubblica: 10 anni per salvare la Terra, datato 2 novembre 1989, quindi dovremmo essere già sottoterra. Il Guardian: 10 anni per salvare il pianeta, e siamo nel 2006. Nel 2007 il Corriere della Sera: ci sono 8 anni di tempo per salvare il pianeta, e noi siamo ancora qui. Nel 2013, sempre la Repubblica: altri 10 anni per salvare il pianeta e l'allarme degli scienziati ONU. Allora, una persona normale, che comunque si prende la briga di leggere il quotidiano tutti i giorni, che già comunque è una fatica, perché noi magari li scriviamo e ci lavoriamo, però leggere i giornali è quotidianamente una fatica. Quindi si prende questa briga tutti i giorni e ogni giorno legge che fra 10 anni lui, tutti i suoi cari e tutti saranno sottoterra. Allora, tu prima citavi il collega del Sole che dice che nel luglio del 2033 ci sarà lo 0,001. Allora, c'è lo scienziato che probabilmente ha fatto questa ricerca, questo paper un po' così avventuroso, però c'è anche un giornalista che un giorno nella sua redazione scrive una cavolata plateale e un po' non se ne rende conto, un po' non si pone la domanda, un po' comunque la manda in stampa e capita il giornale in mano al signore che tutti i giorni scopre che sta per morire lui e tutta la sua famiglia. Cioè anche noi giornalisti dovremmo un po' fare un mea culpa, alzare la mano, dice forse dovremmo darci un po' una regolata, perché tu è vero che hai messo nel tuo libro una bibliografia sterminata, ve l'assicuro, però le persone lavorano alla sera, alle 8 di sera, dopo che hanno lavorato 8 ore si mettono magari sul divano, è difficile che si mettano a leggere i paper scientifici. Cosa fanno? Magari guardano la televisione e si informano così, oppure cercano delle cose su internet. Quindi forse è il momento che anche noi giornalisti facciamo un po' la nostra parte in questa storia. Sì, assolutamente sì. La paura è uno strumento che viene utilizzato dalla politica senza colori, sempre per alimentare la sua necessità. Quindi voglio dire, noi ci dimentichiamo alcune volte una cosa fondamentale. Io sono fissato, non è nel mio libro, ma sono fissato su questo. Cioè noi pensiamo sempre che le amministrazioni pubbliche, il poliziotto, il magistrato, il vigile urbano, il politico non siano al nostro servizio. Cioè loro sono alcuni impiegati nostri, altri nostri rappresentanti, impiegati lo dico senza nessun termine dispregiativo, cioè noi che stiamo dando una delega ad altri perché vogliamo vivere nel nostro condominio nel modo migliore possibile. Noi questa cosa ce la dimentichiamo. E perché ce la dimentichiamo? Perché spesso succede questa cosa fenomenale, per cui è una cosa che a me mi ha sempre stupito, no? Quando ci sono le elezioni il politico viene e fa le riunioni di piazza come questa, c'è un sacco di gente ed è molto interessato ai nostri problemi, è molto interessato a quello che noi vogliamo, no? In maniera più o meno populistica, però è molto interessato e lo è legittimamente. Cosa succede dopo che lui viene eletto? Non quello che dice secondo me una certa parte della nostra politica, cioè si dimentica di quello che lui ci ha promesso, perché le promesse le dobbiamo dare scontate, ma si dimentica il suo ruolo. Cioè noi diventiamo dei perfetti cretini il giorno dopo che loro sono stati eletti. Loro sono al nostro servizio e siamo noi che abbiamo sempre ragione, anche sbagliando rispetto ai nostri politici. Quando mi dicono che ci sono 170.000 voti per la Salis che mi fanno venire il sangue al cervello, il problema è sì, però sono stati votati. Il problema non è la Salis. Cioè è la Salis, lo sapete come potete immaginarlo, ma ci sono 170, e le dico signora che quei voti sono tutti in Milano centro praticamente, dove tra i 12 e i 14.000 a metro quadro costa un immobile, 12.000, e io ci godrei come un riccio alla patrimoniale di AVS, alla possibilità che tassino i super ricchi che non sono io ma che sono quelli che vivono in quelle, sarei
godrei come un riccio. Gli devono togliere alla polizia la possibilità di avere le armi, ai ricchi di avere gli appartamenti sfitti, di avere una bella patrimoniale del 2% e di ridistribuire il reddito come chiedono quelli che giustamente la stanno votando nei centri delle città, che questi problemi, loro secondo me la votano sperando che non vinca alla fine, ma che lo possano dire in un bel pranzo con degli amici. Però il punto sostanziale è: la politica ovviamente un po' l'alimenta la paura. La forza di noi giornalisti è non quello che pensiamo, ma quanto siamo diversi gli uni dagli altri. Cioè io sono sempre molto soddisfatto dell'idea che ci sia la 7, perché senza la 7 non ci saremmo noi, come qualcuno definisce, rete quattristi. Cioè sarebbe una cosa noiosissima. La pluralità dell'informazione è molto più importante, ti dico una cosa che a te ti farà arrabbiare, lo so, la pluralità dell'informazione è molto più importante della qualità dell'informazione, perché la pluralità, che è ovviamente importante, non penso che non sia importante, ma avere più voci è molto più importante che avere una voce che qualcuno stabilisce che ha una buona qualità. Ma chi l'ha stabilito che ha una buona qualità? Dove sta scritto? Siamo tutti dei cialtroni, ma se ci sono cialtroni con idee diverse, almeno forniamo a persone che sono cialtrone come noi, perché noi siamo figli, come dico io, di cipolla della collettività, abbiamo idee diverse. La cosa drammatica nasce sul climatismo proprio per questo, perché non ci sono cialtroni che la pensano diversamente. Io anche quando sento sti ministri del governo attuale mi dicono Fausto, che vogliamo tutti quanti la decarbonizzazione, ma leggiti i libri. Vuoi la decarbonizzazione? Che vuol dire la decarbonizzazione? Cosa vuol dire concretamente? Cosa fai? Io vi racconto questa cosa privata. Vixia, da agricoltore noi avevamo due alternative. Ma c'è qualche agricoltore qua? Ah, brava signora, che lei che applaudi, è bravissima. Ecco, e lei mi stava già simpatica prima della Salis. Da agricoltore, signora, come lei ben sa, noi avevamo due alternative all'inizio mi sembra fosse all'inizio del 2000. Avevamo la possibilità di coltivare colina, che era piuttosto redditizia, però c'aveva dei temi legali. Noi poi abbiamo un'azienda in Puglia, c'erano gli ispettori, ti arrivano là, mio fratello è anche un po' sbaglia, la vende male, insomma, comunque aveva un buon rendimento la colina. E la seconda alternativa come reddito rispetto alla coltivazione e alla vendita della colina all'ingrosso ovviamente, era quella di installare sui nostri capannoni degli impianti fotovoltaici. Rendevano quanto la colina, ma quanto primo conto energia, 48 centesimi. Voi se andate a vedere la vostra bolletta, 9, 12, 14 a kilowattora, a me davano 48 centesimi soltanto per mettere degli impianti fotovoltaici sopra i capannoni che io già avevo, perché ovviamente avevo le serre, avevo le cose. Allora poi cosa si è scoperto? Che quei 48 centesimi, pari a 6 miliardi, che poi sono diventati 10 all'anno, li paghiamo tutti quanti noi con le nostre bollette, in quei famosi oneri di sistema, perché come spiega Camilcare Puviani, un grandissimo scienziato di finanza di fine Ottocento italiano, le imposte devono avere nomi strani ed essere piccole e diffuse sulla maggior parte delle persone perché non se ne rendano conto. Allora, voi mi dovete spiegare se un governo di sinistra, se un pensiero di sinistra, se qualcuno che vuole e che apprezza anche la possibilità per tutti di farcela, può fare una redistribuzione del reddito così sbagliata dalle bollette di tutti gli italiani, artigiani, commercianti o persone che hanno ancora i 3 kilowatt, nei confronti di aziende. Poi io faccio lo scambio sul posto e ho la fortuna, signora, che ho il pozzo e quando c'è il sole mi serve l'elettricità, ma sono dei rari casi perché il sole ogni tanto c'è e l'elettricità che viene generata non sanno che farsene. Però questo tipo di ragionamento è un ragionamento pragmatico, non è un ragionamento, e quindi il punto fondamentale a cui voglio arrivare è che queste politiche, che queste paure vengono alimentate per fare il male e danneggiare soprattutto le persone più fragili, non le persone che dovrebbero essere tutelate. Ed è incredibile come questa cosa. Ma perché Milton Friedman diventa un liberista? Milton Friedman è un morto di fame, emigrato in America senza un euro, che vive in postacci e che diventa il maestro del liberalismo. Hayek e von Mises vengono da una cultura, diciamo, europea chic, ma tutti i grandi liberali americani sono tutti figli di nessuno e che comprendono una cosa: c'ho due possibilità per emergere nella vita. La prima è relazioni, no? Establishment, andare nei posti giusti. Nella seconda è merito, e
il liberale pensa quella roba là e sul merito non c'è paura che tenga, o meglio, la paura serve per evitare che il merito possa emergere, e questa è una cosa che mi preoccupa ed è drammaticamente una grande istanza che tutto sommato dovrebbero avere i miei avversari. Io mi definisco di destra, una destra liberale, ma è una politica, quella che stanno facendo, mostruosa. Io insisto, perché mi sono fissato, ma veramente voi pensate che l'auto elettrica, abbiamo dato degli incentivi, questo governo ha dato degli incentivi per l'auto elettrica? Allora, ma l'auto elettrica, che io adoro, ma perché io sono miliardario e vivo nel centro di Milano? Ma veramente secondo voi mio fratello può usare l'auto elettrica che deve fare per andare dalla campagna alla città più vicina, che peraltro è Andria, 30 km, oppure andare a Bari che sono 90 km? Ma dove sta scritto? Quelli che vivono nella periferia di Milano, che non hanno un box manco a pagarlo, secondo voi dove se la mettono l'auto elettrica se mai trovassero 35 meno 11.000 di incentivo? Siamo a 24. Lo sapete che in Italia il 40% delle auto è maggiorenni, cioè c'ha più di 18 anni? Cioè tu che fai? Fai la Tesla o chiedi a uno che c'è la ritmo diesel, che secondo loro c'è una ritmo diesel perché gli piace avere la ritmo diesel? Uno c'ha la ritmo diesel perché non c'è i soldi per cambiarsi la ritmo diesel, uno c'ha il camioncino che fa schifo perché non c'è i soldi per cambiarci il camioncino. Scusate, ma ci devo arrivare io? Ci devo arrivare io? Questo però non è, questo è applicare un metodo e non un'ideologia. Vogliamo migliorare la situazione? Miglioriamola, ma non possiamo pensare che uno che c'ha la ritmo diesel lo deve obbligare a comprarsi un'auto elettrica, non c'è il posto per ricoverarla, non c'è i soldi per investire, per immobilizzare quel capitale. Mi fa impazzire, non sono andati a un mercato. Io vivo fuori dalla realtà, anch'io vivo nella mia bolla, ma qualche volta a un mercato a Milano ci sono andato. Voi mi dovete spiegare se avete mai visto un mercato con un pulmino elettrico. Li avete visti i transit dei mercati o no? Qualcuno di voi l'ha visto? Quelli non possono entrare nel centro di città, gli artigiani non possono entrare nel centro di città, mi viene il sangue al cervello. Io posso girare con la Ferrari ibrida, lo dico, vorrei, non posso, però mi fa venire, questa è una roba che mi fa impazzire. Quando vedo questi qua io impazzisco. Senti, però paradossalmente queste persone spaventate. Allora, adesso insomma, faccio un passaggio, perché dicono che il voto che abbiamo appena fatto in Europa è un voto di paura, è stato un voto di protesta, eccetera. Io invece lo vedo un po' all'incontrario, nel senso, credo che sia un voto di speranza, cioè di fronte la pensa come me, non si capisce che c'è un interlocutore in casino cioè, e ti sei rivelata per quello che sei. No, aspetta, perché in realtà non è un voto contro l'Europa, è un grande voto europeo quello che è emerso, a parte che vedremo cosa succederà, perché probabilmente con questo voto poi non cambierà assolutamente niente, ma questo poi è un altro capitolo. Quello che dico io è comunque di fronte a un'istituzione che ti impone l'auto elettrica, la super bolletta con la microtassa per la transizione green e bla bla bla, e che ti impone anche un certo modello di come dire, di mondo nel quale devi andare a vivere, nel quale dovrai fare vivere i tuoi figli. Molte persone in questo momento, a dispetto delle critiche, a dispetto dei titoli dei giornali, hanno votato e hanno detto no, questo tipo di Europa a noi francamente non ci piace. Ora, probabilmente le persone non sanno verso cosa potrebbe andare il loro voto, perché hanno votato dei partiti che non hanno una tradizione di governo. Hanno votato delle persone, penso al caso francese, che fino a qualche anno, e penso appunto a Marine Le Pen, se andavano al ristorante venivano corcate di botte, no? E hanno votato delle persone ed è stato paradossalmente un voto di speranza, perché è stato un lanciarsi verso totalmente l'ignoto. Poi uno può condividere, non condividere, dire oddio che aberrazione, oh mamma mia, però in un certo qual modo gli uomini e le donne dell'Europa hanno detto no a questo modello in questo momento. La cosa che però mi colpisce e che in questo senso sì mi spaventa tanto è come la politica e una certa parte delle istituzioni abbia reagito. Ora faccio l'esempio del caso francese, siamo insomma alla politica extra, diciamo, tema green, però siamo molto vicini al tema del dogma e della libertà. La maggior parte dei francesi ha votato la signora Marine Le Pen
e il signor Mélenchon a sinistra non ha detto mannaggia, si vede che abbiamo fatto una serie di cavolate, no? In questi anni, mannaggia, abbiamo sbagliato, hanno votato gli altri. No, ha detto alle persone scendete in piazza. Scendete in piazza con degli slogan molto violenti e mettete in discussione il voto dei vostri concittadini. Allora, c'è un francese che fra l'altro ho cercato di intervistare un sacco di volte per la nostra trasmissione, ma non ci ho mai filato di striscio, che si chiama Ariu Fool, che è un editorialista di, credo, di Figaro. E ha scritto questo librettino che era La guerra civile che verrà. Ora, io per esempio, vedendo la reazione di una certa sinistra che in qualche modo è uscita sconfitta da queste elezioni, mi spavento perché dico, di fronte a questa negazione della realtà, l'invocazione alle piazze, il trascinare le persone in piazza, negando quello che la maggioranza della popolazione ha scelto, negando il voto popolare, io lo vedo come un grande pericolo. Cioè, scusami, e anche per esempio quello che è successo in questi giorni in Europa, la gente ha detto vabbè, ste politiche green francamente ci hanno un po' stufato, e che cosa fa il Parlamento europeo? Dice ok, visto che proprio non vi piaceva, non sapete che c'è, adesso vi facciamo passare la legge sulla rinaturazione. Io temo che per esempio se passa l'idea che il voto delle persone non ha nessun valore, probabilmente ad un certo punto magari le persone si organizzeranno in un altro modo. Sì, scusami, un domandone, è un domandone, però generale. su questo ci sono sfumature diverse tra me e te, perché io ho un'anima fortemente libertaria e capisco benissimo il tuo punto, ma lo capisco perfettamente, però la mia anima libertaria dice benissimo, io quelle pazze le trovo detestabili e quegli slogan li trovo mostruosi, però mi chiedo cosa deve fare. Cosa si fa in una democrazia occidentale che è diversa rispetto all'Iran se c'è una minoranza che è contraria rispetto a quello che succede? Gli può impedire a quella minoranza di dire le cose più turpi o di manifestare in piazza? Io penso che la differenza tra noi e loro sia proprio la nostra forza di permettere di avere questi 4 invasati per strada. Ti dicono, io litigo sempre su questa cosa, sai benissimo come penso le questioni anche su Israele eccetera, però la forza della democrazia occidentale, non di tutte le democrazie, ma della democrazia occidentale è quella di avere non gli anticorpi, ma di avere la capacità di assorbire la più incredibile protesta, perché invece secondo me il vero problema che le democrazie occidentali non hanno, e cercate di capirmi bene perché non vorrei essere superficiale, io ho colto il tuo punto e non sto applaudendo quelle piazze, sto dicendo che le piazze io non vorrei sembrarvi troppo vicino alle piazze, però penso che quello che si sarebbe dovuto fare per evitare quelle piazze sarebbe stato molto peggiore di vedere quelle piazze. Il punto è un altro, perché chi decide cosa puoi dire, chi decide se puoi andare, mi preoccupa quella cosa, avendo io un'anima fortemente libertaria e questo molto poco conservatore, però mi preoccupa una cosa molto peggiore. Il problema molto peggiore è che noi ci siamo inventati una struttura di governo della nostra società che è molto, ma molto più autocratico rispetto alla nostra democrazia, cioè è esattamente il secondo punto che dici, cioè nonostante il voto popolare c'è una gigantesca macchina di establishment che non è il complotto, che è formata in quella maniera, che ha lavorato in quel mondo, capi di gabinetto, ministri, consiglieri, interessi economici legittimi ma soltanto di una parte, che non vi farà cambiare questa direzione. Voi pensate veramente che l'auto elettrica, nonostante le battute che ho fatto, perché tali sono, sarà destinata a scomparire? Non può scomparire se Volkswagen ha investito miliardi di euro, se Stellantis ha investito miliardi di euro, perché vuol dire farle fallire. Andremo verso quella direzione. Io sono disperato, penso che sia un disastro, l'abbiamo già persa la partita. Quando nel WTO abbiamo fatto entrare la Cina non pretendendo dalla Cina una reciprocità di comportamento, abbiamo ucciso il nostro settore tessile, è morto, non c'è più. Pensi che questa cosa sia reversibile se avessimo cambiato qualche cosa? Ormai l'abbiamo ammazzato. Quindi il problema oggi è essere antifragili e cercare di capire che c'è una macchina che va da sola, impazzita, e che non risponde più alla politica, o ci vorrà un po' di tempo perché risponda alla politica. Cosa stanno facendo ora in Europa, Vixia? In Europa non sono cretini i politici che vogliono fare la nuova maggioranza che sarà esattamente uguale alla passata.
Non sono dei cretini, sanno che questo è l'ultimo giro de boa che fanno. Si fanno i 5 anni e poi verranno mandati via calci nel sedere, perché è quello che è successo a Macron, eletto la prima volta al 78, la seconda volta al 56, perché voi sapete che per evitare la Le Pen hanno fatto il fronte nazionale tutti contro Macron. La prima volta gli ha funzionato al 78, la seconda volta al 56, vediamo ora come se la caverà. Ma il punto è che quindi verranno distrutti, spazzati via dal voto popolare, ma i 5 anni per loro sono la sopravvivenza in questo mondo di grandissimi principi, il verde, l'ambiente. Questi dicono: ma nei prossimi 5 anni, io che sto a Bruxelles, che ho questo ruolo, che ho questo stipendio, che ho messo lì mia moglie, ho mandato i figli alla scuola internazionale, che ho risolto il problema perché so come mangio sotto casa mia, e non, perché stiamo parlando di cose perché gli uomini sono uomini, non esiste la società, ci sono gli individui, ce l'ha spiegato la Thatcher, ci sono le passioni personali, gli interessi personali legittimi. Questi qui non riusciremo a farli uscire da questa grandissima via molto più velocemente di quanto dovremmo fare. Questo che mi preoccupa. Quindi la piazza protesta, e mi fa orrore quella protesta, ma io la trovo legittima. Quello che io trovo totalmente illegittimo è l'incapacità che abbiamo di cambiare la direzione delle cose, nonostante ci sia stata una... Ma ve la faccio semplice, semplice, semplice. 47% il governo italiano, alle elezioni politiche aveva il 44%, l'unico governo di centrodestra, destra-centro che c'era in Europa. Sanchez, quello che fa le alleanze anche con i beduini pur di riuscire a governare in Spagna, è sotto i popolari. Scholz, terzo partito, lo prendono a calci nel sedere neanche nelle roccaforti socialiste in Germania. Macron è una barzelletta dal punto di vista elettorale, stiamo parlando Francia, Germania, Austria ha vinto la destra, in Spagna hanno rivinto i popolari, in Olanda hanno l'impresentabile Albino, questo Wilders, che tra l'altro è un libertario che non dovrebbe piacere ai conservatori, ha fatto l'alleanza con i liberali di Rutte e vogliono cacciare via Rutte perché era liberale e sta con la destra olandese. Cioè l'Europa ha dato un messaggio chiarissimo di calcio nel sedere verso le politiche di cui stiamo parlando, ma continuano disperatamente perché è una fila di ubriachi, e se uno solo nella fila di ubriachi si esposta cadono tutti. Ma è talmente chiaro, è un ragionamento banale. Quindi il percorso, io ho studiato in un'università di comunisti alla Sapienza, l'ultimo piano erano comunisti, cioè dichiarati, erano gente che veniva col manifesto dell'unità e mi spiegava l'economia, e questi qui erano comunisti all'università e spiegavano teorie comuniste dopo 20 anni che erano già morte, perché c'è un'inerzia purtroppo nei luoghi comuni, per cui il mio libro fra 3, 4, 5, 10 anni sarà una banalità, cioè dire vabbè, sai che hai scoperto l'acqua calda, porro? Ma oggi è rivoluzionario, ma in maniera, non ci prendiamo troppo sul serio, è una robetta che può essere interessante, ma fra 5-6 anni quella roba che scrivo io diranno ma come non c'è... Ragazzi, noi abbiamo fatto, scusatemi, voglio due cose che sono fissato. Io sono della generazione per cui a scuola mi spiegavano che c'era la glaciazione del pianeta. Non so se c'è qualcuno della mia età, comunque quelli che avevano 50 anni a scuola ti dicevano che il pianeta si sarebbe raffreddato, il sole si sarebbe spento e ci saremmo estinti. Hanno sbagliato. La mia generazione è quella del metano ti dà una mano, cioè abbiamo rotto i coglioni a tutte le famiglie italiane per fargli avere un tubo di metano a casa. Oggi se tu c'hai il metano a casa ti sparano, no? Quindi c'è qualcuno che dice, oh, toc toc, dici scusami, ma ci siamo sbagliati sul metano, abbiamo speso miliardi di risparmi, ci siamo sbagliati. C'è qualcuno che viene da voi e vi dice, no, vi sparano se avete il metano che ti dà una mano che oggi ci uccide. Perché quelle robe vanno avanti così per inerzia, vengono fatte e poi dopo fra 20 anni diranno l'elettrificazione, ma siete matti? Io ho appena fatto una casa, mi sono messo mi sono fatto fottere, perché io poi dico così ma io sono fottuto completamente, ho messo un piano induzione. Ma devo avere una centrale elettrica vicino a casa quando apro il piano di induzione, ma non... Avete presente quando da casa c'avete il riscaldamento? Noi avevamo gli scaldabagni elettrici prima che ci fosse questa rivoluzione verde, e il riscaldamento, lo scaldabagno era un classico perché siamo due maschi, finiva l'acqua, accendevi lo scaldabagno, quella stava a fare il forno, ti saltava la luce a casa, era un classico. Adesso ho, non so, 12 kW a casa con la mia piastra induzione, e se apro la piastra induzione è fatta da 4 cose, scusatemi se entro nel dettaglio, ma se io apro le 2 cose della piastra induzione, poi fan coil, perché adesso tutti quanti noi vogliamo essere fresco a casa o caldo a casa perché c'è solo il fan coil, mi saltano i 12 kW, ma siamo dei pazzi.
Siamo dei pazzi, siamo, non so, dei drogati, oppure, come ho detto io, degli ubriachi tutti in fila. Senti. Scusate queste questioni personali della mia piazza, poi sono bellissime le piazze di induzione, la fa un'azienda italiana fichissima, ma è una piazza stupenda, la piazza di induzione... Vabbè, devi cucinare tanto, mi sa. Sì, no, però io sono molto appassionato perché è una piazza di induzione e che c'ha anche la cappa dentro, cioè non c'hai la cappa sopra che è un casino perché devi fare, c'è la cappa dentro, quindi c'è la cappa che aspira da sotto, altri 2 kW di aspirazione allora, sicuro. Vabbè, allora non ti lamentare però, dai. No, però cioè, non ti lamentare. Voglio dire l'ultima cosa, perché queste robe qua, io ho mia moglie che è fissata, perché ovviamente lei è green, è insopportabile, e i figli rischiano di diventare come lei, perché è ovviamente milanese, è insopportabile, le voglio molto bene, ma certo, vai. Allora, a un certo punto i miei figli sono stati educati a non sprecare l'acqua. Vabbè, questi sfigati dei miei figli, quando aprono... Vabbè, questo però dai, lo possiamo fare, sì, no? sì. Come no, esercizio per il pianeta, no, dai. manco questo si deve fare, adesso ve lo spiego perché mi fa incazzare. Allora io vedo mio figlio che c'ha il tic, tipo, voi avete visto il film di Checco Zalone quando accende la luce e lei si mette a sferrazzare? Quindi io quando vedo i miei figli che stanno in bagno, hanno questa specie di complesso dell'acqua, quindi accendono l'acqua, mettono lo spazzolino, si lavano i denti per 2 minuti, poi riaccendono, poi rimettono il coso, cioè stanno lì con la mano e lo spazzolino per non sprecare l'acqua, che è una cosa molto sana. A me mi vede fare la barba con l'acqua che disastro, urla a casa. Eresia. 350 litri, l'ho scritto nel libro e ci sono i dati ufficiali. Ogni italiano consuma 350 litri di acqua. Il problema è che non li consuma, cioè dall'acquedotto arrivano a casa pro capite 350 litri di ogni italiano, 59 milioni, 60 milioni di italiani, 350 litri. Di questi 350 litri, 140 li consuma l'italiano, cioè mio figlio lavandosi i denti. Il restante, più della metà, invece è disperso nell'acquedotto. Allora, in un paese normale, noi dobbiamo chiedere agli amministratori, ai politici di mettere a posto gli acquedotti o ai nostri figli? Io lo faccio perché li educo di non sprecare l'acqua. Ma ragazzi, cioè è la base. Noi chiediamo a noi stessi quello che non abbiamo il coraggio di chiedere alla politica che noi paghiamo e retribuiamo perché faccia bene le cose. Io non voglio più pensare che debba sacrificarmi un secondo, adesso sto facendo il paradossale, non me ne frega niente, però avete capito il principio, ma perché io devo educare mio figlio a non sprecare l'acqua e me ne frego altamente se più di quello che lui spreca, ma molto più di quello che lui spreca, lo sta sprecando quello che viene pagato alla fine del mese per gestire quell'acqua? Bixia, è una roba da pazzi. E quando ti chiedevano i genitori di spegnere l'elettricità, quello aveva senso, perché l'elettricità non era sprecata, ti arrivava a casa, pagavi la bolletta, se sprecavi meno elettricità era un vantaggio per la famiglia perché ognuno di noi sapeva che avevi speso dei soldi inutilmente. Qua stai spendendo un botto di soldi perché la sprecano loro e tu chiedi a tuo figlio di avere un comportamento virtuoso. È una roba da matti, come quando ti mettevano a casa le borracce, qua non c'è la borraccia, tutte made in China, arrivavano dalla Cina, mio figlio ha preso la borraccia dalla palestra, la borraccia dalla scuola, la borraccia della parrocchia, la borraccia della cosa, tutte made in China, mia moglie poi le lava le borracce. Allora dico, scusami, ma tu stai lavando la borraccia e sprecando quell'acqua che io non posso usare facendomi la barba? Perché la borraccia c'è lo spreco dell'acqua, se vogliamo proprio dirla. Io sono uscito una volta con una sera a cena, con una che si è portato la borraccia. Gli ho detto, io e te non andremo mai d'accordo, cioè non usciamo. Un po' male. Si può uscire con una con la borraccia? Ma no, io lo chiedo a qualche giovane, voi se avete un fidanzato o qualcuno, non uscite con la borraccia. Dai, magari c'è qualcuno con la borraccia. Ma no, però qui va bene, si mette la borraccia, sì, insomma, usate la plastica che fa benissimo. Io la borraccia mi prende, guarda, io quando vedo la borraccia mi prende male. Posso testimoniare perché abbiamo avuto una giovane collega che veniva sempre al lavoro con la borraccia, poverina. È vero, che gli dicevamo a quella là, poveraccia. E lei però... lei incassava molto elegantemente. Lei però era una talebana che io apprezzavo perché lei era veramente, non lavava la borraccia e non lavava se stessa. E soprattutto... Non è vero. Sì. E soprattutto la riempiva con l'acqua del rubinetto, quindi perfetto, perché poi te vedi questi che prendono la boccia dei Evian, che fanno da Francia, e si riempiono la borraccia al lato di Dior, 2000 euro di borraccia. Dai. Quella forse è made in Europe.
No, vabbè, anche l'auto elettrica, alla fine la batteria dell'auto elettrica arriva dalla Cina ed è super inquinante. Però ti faccio una battuta velocissima, perché poi voglio lasciare c'è lo spazio per un paio di domande dal pubblico, che immagino saranno tantissime. Dico soltanto una cosa, che in questo momento, in tutto questo baradan europeo, il green, appunto l'immigrazione, eccetera, il grandissimo assente di questa tornata elettorale è stato l'unico tema dal quale dipende la nostra sopravvivenza, cioè il tema demografico. Cioè, non ne ha parlato praticamente nessuno. Ora c'è tutto il tema, l'Europa, la Cina, i dazi, l'Africa, però se l'Europa morirà, non morirà per l'auto elettrica cinese, non morirà per i dazi, non morirà per l'immigrazione. L'Europa morirà, se morirà, perché non ci saranno più europei. Io sono per l'amore libero, totale, continuo, in assoluto, senza la monogamia, tutto. Cioè, tanto mia moglie, spero non c'è uno streaming qua, eh? Penso di sì, però anche con quelli con le borracce. Per quelli non tradizionali come me, insomma, per voi che non siete, diciamo, della parrocchia tradizionale, fate figli in tutti i modi. No, però questa è una battuta. Ogni puntata di Quarta Repubblica, ogni puntata c'è questo tema che mette lei. Scusate, io sono un po' fissata. Nicola, abbiamo l'intervista alla Meloni, o l'intervista, ma perché non gli fa la domanda sulla questione demografica? Che io ovviamente devo fare sempre, perché la nostra è una redazione totalmente matriarcale, come vi è chiaro, e comanda lei e io subisco sempre la domanda sulla demografia. Sempre. Però insomma, questo è il grande tema, perché però non so perché lei dopo 3 mesi che dopo 3 mesi che ha avuto la bambina era in redazione, comunque, per dirvi, perciò insomma è stata un po' di più dobbiamo dirlo, un po' di più. 6 mesi? Non dello streaming. Sì, vabbè, però sì. No, però insomma è una, cioè si può, cioè voglio dire. E soprattutto siamo una redazione, qui lo dobbiamo dire, che esatto, nella nostra redazione, lo diciamo con grande orgoglio, nascono un sacco di bambini. Sì, è una cosa pazzesca, gli sta facendo mettere incinta tutte. Sì, fateci l'applauso su questo, perché è importantissimo. E da tanto tempo che volevano averli, sia Enrico sia Nicola, tutti e due, uno a luglio e l'altro a... Adesso andiamo avanti, parliamo di domande fra il pubblico. No, però insomma il tema demografico hai ragione tu, però lì c'è... Sì, però alla fine, anche perché è un tema che è difficile da risolvere, non è al di là insomma delle nostre risate, delle nostre battute, però ci sono dei numeri che fanno veramente, questi sì, paura e spavento, rispetto a paesi come l'India o continenti come l'Africa, che invece hanno un tasso di crescita demografica che cresce a ritmi vertiginosi. Il fatto che la politica europea non abbia detto una parola su questo tema la dice lunga sulla sua capacità di cogliere i temi della realtà, i temi veri di questa Europa. Andiamo avanti prima che tu sveli altre cose. Il pubblico, non so come funziona qui, se c'è un microfono, forse, eccola. La spuntano come funghi. Mi hanno detto poi che non possiamo farne tante perché il tempo stringe, però cominciamo. A che ora dobbiamo finire? Chi è l'organizzatore? Tu rispondi. Eccolo. Buonasera a lei e anche a Nicola. Green. Sono green i magistrati di Genova? Scusi? Sono green i magistrati di Genova? Aspetti un attimo, adesso questa ve la racconto bene, mi sono letto 9000 pagine io su questa cosa. Allora, intanto si alzi il magistrato che è in sala, che sta registrando tutto quanto, o anche polizia giudiziaria. No, posso dirvi una cosa, questa cosa di Toti. Allora, ci sono 2 questioni, diciamo, una è fondamentale, e lo dico anche se questo non è un grande tema che piace ai conservatori, ma sbagliano. Le carceri italiane sono una cosa da terzo mondo, e pensare che noi abbiamo 4 persone che si sono ammazzate in carcere, guardate,
un paese, non so, tu lo sai chi è quello che diceva che i paesi si misurano dalla qualità delle loro carceri. La prima cosa che devi vedere in un paese civile è andare a vedere come sono le carceri, da lì capisci qual è la civiltà del paese. Questo non vuol dire non tenere le persone in carcere, forse non ci siamo capiti. La persona che fa crimini deve andare in carcere, non c'è un dubbio. E la certezza del... Infatti dobbiamo fare un grande capitolo su questo tema. Ma le carceri non tirano. Lo so, però lo faremo lo stesso. Però mi toccherà farlo adesso. Allora, la questione è primo tema fondamentale, e lo metto per primo perché è il tema dei temi. Quindi una persona a cui noi priviamo la libertà, una persona perché ha commesso delle cose per cui noi non vogliamo che sia in circolazione, deve stare in un posto civile, in un paese civile come il nostro, punto. Seconda cosa, la privazione della libertà che stanno facendo a Toti, come a tante altre persone, perché voi sapete che un terzo dei nostri carcerati è in attesa di giudizio, forse anche più di un terzo, la privazione che stanno facendo a Toti è la privazione della libertà che possono fare a ognuno di voi che siete in questa sala. A ognuno di voi, non è un problema di altri, è un problema nostro, è un problema che tutti noi possiamo avere, quindi non ve lo dico per alimentare la vostra paura, come direbbe Vixia, perché se non abbiamo, su questo sembra che non, perché capita sempre agli altri, no? Sempre all'altro, perché avrà fatto qualcosa di male. Questo è un pregiudizio che noi dobbiamo toglierci dalla testa, perché i magistrati, ce ne sono tanti che sono veramente validi. Male non fare, paura non avere, no? Male non fare, paura non avere è una minchiata. È una minchiata, male non fare, punto, ma paura non avere è una minchiata, perché paura purtroppo in questo paese la puoi avere anche se cosa. Toti è vittima di una procedura giudiziaria mostruosa. Stanno lui, sindaci di sinistra, sindaci di destra, sindaci di amministratori locali o anche persone normali a cui privano la libertà perché un magistrato e un GIP decidono che lui può reiterare il reato oppure può inquinare, soprattutto reiterare il reato, perché due questioni fondamentali. Intanto è stato poco negli arresti, perché sono solo 37 giorni, come se qualcuno può definire poco o tanto la privazione della libertà. A me se mi tolgono un giorno della mia vita io sono furibondo, quindi nessuno si permetta di dire che 37 giorni o 40 giorni sono poco, perché è una arroganza mostruosa. Seconda cosa, la reiterazione del reato è perché lui potrebbe fare la stessa cosa che non è stata ancora dimostrata oggi nelle prossime elezioni del 2025. Guardate che aberrante, Questo è un film con, avete presente quel film in cui c'erano i precox, cioè che prevedevano cosa sarebbe stato il crimine, quel mondo distopico in cui vivevano nell'acqua 3 persone che prevedevano il futuro, prevedevano che la signora là fra 3 anni avrebbe dato uno schiaffo a quello accanto e quindi 2 anni e 9 mesi prima andavano da lei, se la prendevano, se la mettevano in carcere perché avrebbe per prevenire il carcere, per prevenire il reato. Come si chiamava quel film? Minority Report. E la questione di Genova, io vorrei che gli studenti di giurisprudenza quando studiano si leggessero, come ho fatto io, si può fare quelle 9.000 pagine che sono leggibili, perché c'è anche, come posso dire, la perversione di sapere il comportamento, diciamo, totalmente irrilevante ai fini penali, chi ho visto, chi non ho visto, che cosa ne penso di quel signore, come ho chiamato la concierge per farmi salire le signorine in camera. Allora, vietiamo la prostituzione, consideriamo quella una cosa vietata, e allora io non riguardava Toti questo, ma riguardava, perché c'è tutta una parte molto hard, diciamo rosa della vicenda. Sono cose mostruose, e queste cose mostruose sono, e guardate che ho invitato, e con Vixia facciamo sempre lo sforzo, perché siccome ci può essere un bias diciamo di qualcuno perché Toti è uno del centrodestra, in realtà questa cosa colpisce moltissimo anche amministratori di sinistra che, a differenza della destra, hanno un partito che appena vengono minimamente, a meno che non siano D'Alema e quelli che contano, ma minimamente toccati da un'inchiesta giudiziaria, vengono mollati, abbandonati dal partito. Ne abbiamo avuto solo ospiti di sinistra abbandonati dal partito. Devo dire che su Toti, francamente, io mi sarei aspettato una politica molto, ma molto, soprattutto il centrodestra, molto, molto più presente, perché lì la questione non è Toti, la questione è un amministratore pubblico a cui viene impedito di governare senza una prova e con questo accanimento. Dovrebbe avere la politica che faccia il diavolo a 4. La politica è pavida, è pavida.
Sì, anche un po' più aggressiva in questo momento, perché sì. La separazione delle carriere non toglie l'arresto di Toti. Io sono per questa riforma della giustizia, penso che sia giusta, ma la separazione delle carriere non avrebbe tolto Toti dal carcere. Certo. Non l'avrebbe tolto, cioè bisogna andare sul comportamento specifico, cioè bisogna dire tu devi privare la libertà di una persona prima che venga condannata, perché questo è il punto fondamentale, prima che venga condannata, se è in flagranza di reato, se proprio sta bruciando a casa i documenti, cioè non possiamo avere un atteggiamento. La privazione della libertà, io sarò fissato, è una cosa gravissima, la privazione della libertà di chiunque è gravissima, se non c'è un motivo serio per privarla, perché nessuno deve dare il diritto agli altri di privarci della nostra libertà. Ma è una cosa che uno dovrebbe dire, ma siamo impazziti. Poi di un innocente è tremendo. Perché, è tremendo sempre, soprattutto con i livelli dei nostri carceri. Però noi abbiamo raccontato deve dimostrare storie... la sua innocenza. Lo sa che molta gente mi dice questa cosa? A me mi fa impazzire. E questo vuol dire che non abbiamo capito niente del rapporto con lo Stato. Tu non devi dimostrare la tua innocenza, sono loro che devono dimostrare la tua colpevolezza. È la base di uno Stato liberale dal 1789. Va bene? Sei tu che devi dimostrare. In Iran tu dimostri la tua innocenza, no? In Iran la dimostri. Questa è la differenza tra noi e i sistemi autocratici. Ma è una cosa che devi spiegare. A mio figlio gli devo spiegare. Devi dimostrare. Forse, no. Abbiamo altre due domande. C'era, ok, la signora. No, il ragazzo e la signora. Buonasera, ha parlato prima del fatto che la Cina stia sfruttando molto bene il business del verde, magari anche contro gli interessi delle nostre imprese attualmente in Europa. Credete che possa esserci un ritorno indietro, magari, anche se a me il liberale non piace, un ritorno magari al protezionismo, possa aiutarci a sopravvivere contro questa Cina sempre più competitiva, o non possiamo neanche più permetterci di chiuderci alla Cina perché è troppo complesso? Grazie. Allora, non so risponderti alla tua domanda, perché questa è la domanda, questa è una domanda intelligente, cioè non che quella prima non fosse, quella prima mi veniva dalla pancia perché non avevo dubbi, anche se io vorrei coltivarli i dubbi, però questa è una cavolo di domanda intelligente, perché posso dirti, soltanto un liberale mi fa una domanda di questo tipo, perché uno che va sulle soluzioni semplici dice, ma che ce vo', mettiamo un dazio al 50% come ha fatto l'Unione Europea alle auto cinesi e abbiamo risolto il problema. Beh, è una cosa fenomenale, e tu pensi di aver risolto questo problema quando tu dipendi dalla Cina, che è diventata la fabbrica del mondo negli ultimi 25 anni, cioè oramai che hai fatto scappare il dragone, ti inventi sull'auto cinese, abbiamo fatto tutti i regolamenti che vogliono le auto elettriche, ancora esistono i regolamenti per cui noi avremo le auto elettriche obbligatorie, e tu gli metti i dazi cinesi che loro il giorno dopo ti ammazzano 10 volte di più. Non c'hai... ti faccio un esempio molto semplice. Sole 24 ore, il 90% della filiera elettrica è cinese. La filiera elettrica parte dalle terre rare e va a finire ai pannelli fotovoltaici. Il 92-93%, cioè, ma lì è un'industria, si sa come la filiera, ci sono i numeri, i fatturati, è cinese. Noi avevamo l'Europa, e me l'ha spiegato un signore molto fico che lavorava in Fiat, che adesso si è un po' rintronato, ma all'epoca era lucidissimo, mi ha detto, guarda, ti spiego quello che succede, io sono un manager, ho risolto i problemi della Fiat, era uno importantissimo del gruppo. Allora, gli europei fanno i motori diesel e benzina piccoli, siamo i numeri uno al mondo. Guarda che è difficilissimo farli così bene, perché c'è tutto un mondo di componentistica, di tecnologia e di ricerca. Gli americani fanno i motori grandi, i numeri uno al mondo. Se ci fosse qualcuno, un maligno, che potesse immaginare come distruggere questa nostra qualità, è fare golf car obbligatori nelle città, cioè esattamente quello che facciamo noi, cioè macchine elettriche, perché da lì partiamo tutti allo stesso livello. Quindi i cinesi hanno comprato tutta la filiera e sono riusciti a entrare, grazie alla nostra idiozia, a uccidere i due grandi know-how che avevamo, che erano quelle dell'auto endotermica, piccola e grande, del mondo occidentale. E proprio da manuale diciamo di Tafazzi, come fai a uccidere una tua industria? Togliendo la grande capacità che tu hai di costruire il motore di quell'industria e mettendo una tecnologia completamente nuova che non è alternativa in competizione con la tua, ma diventa unica.
Cioè, ma voi vi rendete conto? Perché non c'è la neutralità tecnologica, perché tu potresti dire, sai che facciamo biofuel che non mette più CO2, io non ci credo al CO2 e tutte quelle robe, ma facciamo una neutralità tecnologica, chi riesce a fare minori emissioni vince. No, lo devi fare per forza con l'elettrico, che il 90% della filiera ce l'hanno i cinesi e su cui c'è un greenfield su cui loro partono con noi. È una roba pazzesca, e quando parli con i grandi capi delle case automobilistiche ti diranno la stessa cosa, ma non possono dirlo in pubblico perché hanno investito talmente tanti miliardi per le regole che ci siamo dati che non possono tornare indietro. Però nell'incertezza, visto che non sappiamo la risposta giusta, la soluzione giusta, bisogna far salire il tasso di natalità per aspettare il momento migliore. Perché la signora. No, è vero, Sì. no, ho capito, però se manca la popolazione, ragazzi, possiamo ragionare su auto elettriche cinesi, motore endotermico, ma poi alla fine chi le guida queste macchine? Elon Musk, appunto, voglio insistere, dice solo questa cosa. Se voi parlate con Elon Musk da solo, non vi parla di SpaceX, non vi parla di quelle robe sue da miliardario, lui dice solo la roba che dice Vixia. Lui è stato molto più coerente di me, però, che ho una bambina, lui ne ha tipo 12. 12, non si ricorda manco i nomi. Esatto, lui è stato coerente. Diciamo almeno. che lui è proprio una fabbrica di... Signora. Poi le faccio una domanda di parte, un po' di parte. Allora, lei è la prima volta che viene qui a Pordenone? No. Beh, ecco. Allora, benissimo. Un'altra domanda, una domanda leggera, apparentemente. Secondo lei, le persone che sono venute qua a Pordenone sono curiose, sono venute per la curiosità di sentirla parlare? Un'altra curiosità, di vedere, di confrontare quello che lei dice durante le trasmissioni, se siano più o meno condizionate, cioè per scoprire il vero Nicola Porro. Guardi, io ho un vantaggio, e sa qual è il vantaggio? Che io ho una terapia psicanalitica che faccio tutte le mattine tra le 10 e le 11, in cui mi sono svegliato, in cui... L'unico vero Nicola Porro è quando mi sveglio la mattina, mi leggo i giornali, accendo il mio telefonino e dico una serie di baggianate o anche cose a cui per lì, e sono senza, cioè questa sera mi sono molto frenato, ho cercato di non dire delle brutte parole, ho detto forse una volta una parolaccia. Io la mattina tra le 10 e le 12 io sono la persona, è tipo il film quello là, no? che si è ripreso 24 ore al giorno. Io quello è difatti la mia malattia è la schizofrenia, perché la sera sono con lei che se dico una parolaccia scende giù dalla regia e mi prende per l'orecchio così, e devo essere moderato, e la mattina dico delle cose. Gli ho fatto dei casini a lei pazzeschi, perché la sera avevamo un ospite, non so, Tizio, e la mattina dico: il cretino di Tizio, guardate che ha scritto qua, e poi l'ospite non ce l'avevamo più, e poi non ce di l'avevamo solito. più l'ospite. Quindi Assessore, secondo me la curiosità, se uno se la volesse togliere, la mattina è per me il momento in cui non che io sono sempre la stessa persona, però ci sono modalità diverse per esprimere le stesse cose. La mattina devi proprio venire a vedermi, e quindi se mi vieni a vedere entri a casa mia, e quindi io a casa mia uso il gergo anche un po' rude di casa mia. Se la sera vado in televisione con Vixia, ho un pubblico vastissimo, pensi che 22 milioni di persone ancora in prime time stanno davanti alla televisione, quindi quando tu c'hai 22 milioni di persone davanti alla televisione, tu devi essere molto rispettoso di tutti i 22 milioni che non necessariamente hanno le tue idee. Quando sei in una piazza come questa, non sei in televisione, forse proprio quello a cui sto antipaticissimo ce ne sarà una minoranza, e quindi mi permetto una via di mezzo tra la zuppa della mattina, e io sono un democristiano la sera, cioè l'unica cosa che mi dicono tutti quanti quando mi vedono, mi dicono però picchia più duro, ho capito, poi arriva Vixia, ma non perché io mi voglia, però comunque io ho grande rispetto delle persone che mi vedono e che non la pensano come me, e siccome la televisione è veramente invasiva, perché poi ci sono i bambini davanti che si possono vedere, le famiglie che si dividono in due, è un po' diverso rispetto alla mia zuppa. Però potete leggere il suo libro La grande bugia verde. Brava. E lo vedete a 360 gradi. Nicola Porro.